Saluti a tutti, beni da Rausu. Oggi presento due amici miei. Ita funti, ita pilloni funti gustoso. Me urrasa? No, me urrasa funti niedasa, tenisa regioni. Piocchisi? No, non funti nemmeno piocchisi, funti pavonisi. E poi vai su pavoni, si serve poco cosa facile che agattavo su un domo. Prima di tutto si serve uno rotolo di carta igienica, dunque sa una roba di paperi, e uno di Scottex, dunque sa uno piccolo e uno lungo. Devo però da appoggiare se a metà e da appoggiare pintato a intruso dei colori a rubio. Poi in noi tengo uno pavoni dei colori grogo, uno pavone dei colori azzurro e mi manca da uno pavoni dei colori a rubio. Poi vai i tre colori primari. E dunque, per cominciare, si serve di uno rotolo di Scottex, uno di carta igienica, papiro igienico, poi si serve di due spinzelli su colori a rubio, su colori birdi, una variga di verruso, sa colla callenti, manda bene in cusa vinilica puro, uno triangoletto di papiri colori arancio che adesso su bicco, poi uno pennarello nieddu e uno a colori di tratta argentao. Poi mi devo preparare una roba di papiri un po' stregi su pinzello e uno praticetto. Poi prima cosa mi devo pintare su sta roba di papiri pitichetto di birdi e dunque se andiamo pago in su praticetto e con uno dei spinzelli mi dovento scegliere a colori di vorasa birdi, però prima mi overro gusto aici quando accabao ci pongo in pizzoso e dunque questo che si offende dei birdi esti su corpus de su pavoni. Dove faccio birdi voi testi uno colori diverso dei colori primari che appena avuti su grogo s'azzurro e s'arrubio e dunque questi uno colori che stacca da dei altri. Poi su pavoni chi tu conoscesi su piloni chiesti su pavoni esti birdi fruschettotto a cosa in aroboita se su vendi i spavoni di questi tre colori e non mancai di un altro colore che mancai si piace di blu puro appoggiai a cabao in modo pongo in pizzo su de sarrogo dei paperi poi asciugai pintai bene non ci deve pintessere non ci deve pintessere a roguso dei paperi che non fondi colorato che apparentono che di bianco dopo le asciugai poi con l'altro pinzello invece mi pongo pago dei colori a rubio e mi vinto esatto due a roguso. Devo aiuto dopo già fatto e ci esti già messo asciugato e ci posso sticchire bene in mano sai intruso no, ho sbagliato, poi devo pintai ho sbagliato, devo piegare su colore a rubio e mi c'è scappato di piegare su colori birdi arriva in nuda in modo mi pinto bene questo è il colore acrilico e io da devo asciugai un vaghetto che usa all'estero dei altri colori si dessa tempera normali però che ho usato non tenesi colore acrilico e tenesi tempera normali questa birdi esti tempera normale andava a suo proprio e poi chi non tenesi tempera sa potesi imparare finza a pennarello o acquareddo puro fai di acquareddo puro testa o acquareddo in su paperi di aiccica tenili su sciusto. Questo volo ci cade di pintare bene
senza de fai avarrai logus che non funti pintauso e sapane de bruso chi tenesi sa la scienza di potesi tornare a passare una tarota pure su colori quando è asciugato poi tavarda pruso brillanti, pruso lucioso dove su uno tascetti e due sono motivato c'è un gesso a trovato colore a rubio. Sapuna moi dove vendi di questi colori poi a quasi faccio intendi una storia che stia da proprio de tre spavonisi che vunti di questi colori, uno è sta rubio, uno è sti grogu e uno è sti azzurro. Però chi osato su dollesi pintai di un altro colore andava a su proprio, potete imparare su viola, su rosa, oppure su bianco, potete staccare e mancare con su corpo su fatto di un altro colore. Insomma, questo che tenesi in domo, su colori che tenesi in domo è massimamente su colori che si piace di brusso. Colori di arancio, potete fare. Uno colore cielo, magari non è proprio azzurro come ti ho fatto te, magari blu scurioso e questo pure è fatto. In modo di peso aspettai che asciughi di vago lo lascio noi e poi si faccia ascoltare questa storia si intitola Sabida dei tre spavonisi e da ascoltare bene ci andavo lì una decina di minuti su cui te non ghittedda e in suo frattempo asciuganta questa cosa da che abbiamo pintato noi e quando accapa la sua storia magari quando asciugavo e potevo accabare e vai su pavone nostro e poi ascoltai bene questa storia che si abbiamo frappato. Sabida dei tre spavonisi. Sabida dei tre spavonisi fia da un luogo tutto colorau. I domus teniant a mille colorisi e scravetturas allugiant a sa luce de su sole commenti a su vogo. Is pradus fiant a birdisi, i giardinus teniant a tottannu florisi spantosus de d'ogna colori, a rubiu, a rosa, grogu, arangiu, azzurru e viola. In su gelu bollant pregiadas a mariposas de d'ogna colori, chi viant una festa poi is ogus de ghinidas castiada. Totus is colorisi dusiant regalaus tres pavonisi magicus, chi disinaranta grogu, arrubiu e azzurru. Cusos tres pavonisi, in is tempus antigus, viviant in su cucuru de un monte incantau, in cui viviant funtanas chi sciaiant foras circhiollas, e viviant giardinus in cui si oberriant florisi spantosus fattus de luci. Una bella dì, a roscius de avarrai sempre a solus, is tres pavonisi iant decidiu de indigallai a bivi in mese is ominisi. Fiant all'ompius bollendi cun alla manas e lucentisi e si viant frimaus in una bidigeda pitichedda, ingollendi cun issus colores spantosus. Is ominisi de sa bidigedda fiant pregiaus diaderus de is colores chi is tres pavonisi, grogu, arrubiu e azzurru diant regallau. Cando podiant si frimant a chistionare con issus, po castiare in pari is colores de su paesaggio e in mariposas chi bollant. Is pipiedus si spassiant a fare su giro in tundu con is tres pavonisi, dus carignanta e dus denganta bellavellu. Sa vita passata a seglia e totu viant pregiaus. Ma una dì is cosas cambiant. Is ominisi cumenzant a teni pressi, camminant all'estru in saia, chenza de si castiare in giro. Chini passata non si frima prus a cristonare con is tres pavonisi, e a voltas manco dus saludanta. Si chiant andai po saia camminando all'estru, castiendisi is peisi e pensendi bei cicaitta. Non fiant prus pregiaus commenti un'otta, e calincuno pariat finza se renegau. Is pipieddos puru teniant pressi e non si frimant prus a giocare con is pavonisi.
pariada giai chi nisciunus s'arregordessi di issus. Grogu, Arrubiu e Azullu, la sausa a solus, fianta sempre pro tristus. Non poteus sighere aici, narrat un'umeria Arrubiu ai dus amigus. Nisciunus brusu cracula dai coloris chi eus regalau a sa gente de gusta bidda. Non si olinti pro beni. Deo mi ti torra bivi in su giardino in su cucuru de su monte incantau. Avete unu vago, amigo mio, da rispondi di Azullu, a sapere che is cosas anta cambiai. Mi dispragi di meda, ma poi già decidio. Crasi mi ti torro in su giardino incantau. Eo brecidroju a Rubio, ovvero di salas in di bollada. E in sunterisi chi si indianda bollendi in pizzuso de sa bidigedda, su colori a Rubio si indira dei sfroresi, dei mariposasa e dei domuso, posa rimai in ispinas lucentisi de su pavoni. E succedenti cosa stranasa. I scrabetturasa dei domuso, i sfrorisi, i mariposasa, i bistirisi de sa gente che vianta a Rubiusu diventanta nieddusu. Su colori di arancio diventa da grogu, su colori di rosa diventa da bianco, su colori di castangia diventa da birdi e su viola si muda da nazullu. Di ahí ci succede che su trunco dei mattas via da birdi, i violettas de giardinus fianta azullasa e in mezzo ai scavizzas de su trigo i spavaulis fianta nieddus. I moi si andant a cattai che Rubio si ne standau, narrat Grogu, sperendi chi cosas attorressinti commenta prima. E invece nisciunus si indaccata da denudda. Is ominis, is femminas e is pipius sighinti a curri commenti a maccus. Nisciunus tenia tempus de gastiai suo paesaggio e nisciunus si frimada a chistionai con is pavonis chi viant barraus. Grogu e Azullu fiant sempre pro tristus e impensamentaus. Non ci davazzu bruso manco Deu, narrat appustesi de unu pagu de tempus Grogu. Mi dorro in suo giardino incantau, e ni dui puru con me, amico mio. Ma Azullu da rispondidi. No, sì, non est ancora tempus po me de m'intandai. A saviri cagando di andas andai dui puru, sa gente si andata a cattai, e in sarasa ad asmitti de curri, e tutto ad attorrai come in viada. Cussa notte, finza sa Grogu, operri di sala lucenti si indiandada. E in sunterisi chi è bolendi a pissus de sa bidigedda, su colori Grogu si indidirada dei sfrorisi, dei mariposas, dei domusu, e s'arrimada in ispinas lucentisi de su pavoni. E succedenti cosa stranasa. I domusu, i sfrorisi, i mariposas, i bistirisi de sa gente chi viant a Grogusu diventant anieddusu. Su birdi, chenza de su Grogu, diventa azullu. Tottu sa bidda via d'azulla e niedda. I moi danta birica Rubio e Grogu si divuntandaus e santa frimai podusu ciccai. Pensada Azullu a intru de sei. Sa genti parianta umbras anieddas, ma cussus sighiant a curri in susu e in basciu in is pensamentus un soro e non si n'accatanta de gusto che via diventau su mondo. Nisciunus sa recordada prusu de tres pavonis magicus. Azullu puru iat perdiu d'ogna spera. Non ci davaia pruso a barra ingunis a solo e duncas iat decidiu de s'indandai su puru. E quando via bollendi a pizzos de sa bidigedda, una lambriga azulla c'arrui da terra. Quando i su puru si indivia d'andau, tutto diventa da nietto e scuriu, commenti non fia da stetio mai. E in sarasa sa gente si frimada. Si gastenta in giro, ma non bianta nudda. In tutto gusto scuriu fia da barra da scetti una mancigedda azulla, sa lambriga de su pavoni. Ite ho fatto? Grogu, a Rubio Azullu, si indivuntandaus po gruppa nostra. Nisciunus tenia pro tempus de si frimai a chistionai con issus, nisciunu gastiada prusis coloris che si ant regallau. Ite podeu fai po si vai perdonai? Si domandanta is ominis de sa bidigedda. Di bodinti cun delicadesa sa lambriga chi ad allassau Azullu e abarranta da gastiai spantaus. Ta bellu che viada, a fai bolla in su gelu sacchilloni, narra da sospirendi unu pipieddu. Domo mia, fia da sulla commenti a su gelu insistadi, narra unu ziu con voce commovia. E Deu tenia unu giardino preno de floris azullus, narra una zia.
I tres pavonis, mancai vessinti su giardino incantau, podianta intendi tutto gustas chistionis e comprendenti ca sa gente via da pentia di aderus, pocumenti si via da comportada con issus. E in Sarasa decidenti de torrai in sa bidigedda, po arregalai a sa gente is coloris lucentis in soro. De cussa di sa vida, iat attorrau a essere a Celia, e nisciunu sobrusu s'indi torrat scaresci de tres pavonis magicus e de coloris ispantosos chi diant regalau. Ci seus? Torraus? Se pace questa storietta? Vedono perché è lunga, vero? Però veda bellicetta e poi si impara i nomi dei coloris. Moi si comprendiu, poita ho fatto i spavoni di questi colori e poi mi mancava scetti questa rubio, ma io si comprendo dopo. Poi sbarazzavo un pacchetto sul logo, delle cose che non mi servivano, e ho lasciato scetti i sferrus su triangoletto di colore di arancio, questo su funta asciugauso, e poi i spennarelli a colori di bratta e nido, o meglio, a colori di bratta e nido. E poi prima cosa depeuso segai i dus arrobus arrubius a striscigettas de ogni arrobu mini depinti vestiri setti striscigettas. Poi vai sa coda su pavoni mini servinti 14 in tutto e dunque 7 e 7 20 14. Pruso manco non essere largo su 1 centimetro, per non sbagliare manca i pesi di aici. Circa su mezzo e si spostai pago di aici di una vatti, de savati chiavare da brumanna che costa non si canta esterus. Ne veuso 4 arrogus. E dunque lo divido ancora a metà e ogni a metà ancora a metà. Aici quindi pruso o manco uguali de mannaria della d'aria. E 24 fatto e de gusto invece ne vedo 13. E quindi mi lo divido a uovo in 3 arrogus. 1, 2 e 3 e sa proprio cosa faccio con questo mi giro sul mezzo e mi sposto vago e gusto di faccio dresi tensione di dito su con i sferri sulla singolesi e questo mi lo divido a metà di sabri morta di aici ed ogni a metà di ancora a metà di e questi sono i sarrosi che mi servono tipo vai questa cosa dei solavoni. Di tempo donai una vroma, un vaghetto a pisigeddo, di aici, no? Streccau, però con i spunta sa bene in vista, di aici anda bene. Poi già questo sa colla callentai, aici da poter imparare. Chi non tenesi sa colla callenti o chi ti metti di mesi ad imparare, potesi imparare sa colla vinilica o sa pinzatrice pure, da gusto dopo vado a pinzatrice e gusto dopo vado con sa colla callenti. Questa deve essere già pronta. Allora, poi prima cosa, dopo vai questo, dopo unire de gusto a questa maniera. E dunque sappiamo poco gol noi, poi vai sa base dessa goa, poi mo in pizzo sono di pongo, altro d'uso posto su di aici, e dunque faccio sa proprio cosa,
e tu strecco pago pago noi. Aici tu spozzo ponni in noi in pizzo pago pago colla in noi e questo mi pongo in noi. Poi un altro arrovo mi do dopo ponni in noi in pizzo. Parli di uno floricedo. Che nunca non va attaccata. Gli aici. Poi in mo isatro tu spongo tu pai isi stampuso e dunque se ne pongo un noi. Sta quella mi dà proprio un noi in questo che da attaccare. Attenzione a non bruciare, poi un altro mi devo a satravati e aici, poi mi dipongo un noi prima e questa parte. Poi uno mi ripongo in noi in pizzoso e poi ripongo un altro noi a suo costato ho preso un bacio però cioè ce la fai tutto in una mano. Ci andava bene. Salto a satravati questo lo preso noi e se un paghetto diverso dai altri su questo, ma andava in accettuto funti tutto tre di diverso su andare a sapere i dati. No, questo non va da rimaso un bonisi una che ho fatto questo è impruso pazienza. Poi andare a sapere i dati in dei piatoni, uno in noi e uno in noi, però è sempre di 10 euro che sta qua parla prosata. Poi mi overro bene bene gustoso e sabatti finali mi davazzo a punta di aici parenti proprio pinnasa dei villoni, in questo caso nostro de pavoni di aici. In moi mi devo preparare i sous de su pavoni e mi serve di suo penarello nieddo e dunque se mi faccio due stundus e do spinto a intruso de nieddo di aici. E ora mi faccio sta ripia del sogo, la pupilla, con su colori di pratta aici. E poi sempre con sacola callenti appiccico su bicco dopo di aici. Pago bolla e su bicco in pizzoso di aici. E poi posso fare i stufioni del suonaggio di aici e io spacciavo torno a spiegare con la callenti poi io pago in noi
in sagoa, noi lompidi, noi lompidi, li pongo poco noi, e ci cibo in pizzo su corpo su pavoni di aici. E su pavone arrubio puro esti pronto. E insandoso, arrubio, grogo e asulio si saluta io pure, si biesu un'altra volta, si conta un'altra storia e fai un altro traballetto pari. Anda bene? A si per luego, basitatus a totoso.